Sono 5 unità in più alla questura, 4 alla Polstrada, 5 alla Polizia Postale e altri 5 alla Scuola di Polizia, ma soprattutto 59 tra agenti e ispettori assegnati alla Polizia di Frontiera di Trieste. Rafforzamento significativo che, sommato alle 44 unità aggiuntive a Gorizia e le 21 a Udine, porta complessivamente a 124 tra agenti e ispettori in più impegnati nella Polizia di Frontiera sul territorio regionale. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla sicurezza e immigrazione del Friuli Venezia Giulia Pierpaolo Roberti, dopo aver ricevuto il piano nazionale degli incrementi del personale della Polizia di Stato relativo al periodo gennaio-marzo 2026. Roberti parla di un potenziamento degli organici di grande rilievo che consentirà di mantenere e rafforzare i controlli ai confini, garantendo al tempo stesso un presidio ancora più capillare e incisivo su tutto il territorio regionale. L'attenzione rivolta, in special modo alla Polizia di Frontiera, dimostra quanto sia strategico il ruolo nella sicurezza nazionale. Sono il risultato di un confronto costante e di una stretta collaborazione tra la Regione e il Ministero degli Interni. Confermata la bontà della scelta, sostenuta anche dalla Regione, di proseguire con la sospensione dell'accordo di Schengen, misura che ha continuato a produrre effetti positivi nel 2025. Infine, il ringraziamento da parte dell'assessore che va rivolto al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al Sottosegretario Nicola Molteni.